Ed eccoci qui di nuovo in diretta con Graziano Bosello della Lega e con Cristian Selgo, Movimento 5 Stelle. Prima di affrontare problematiche, se così lo possiamo definire, delle rispettive formazioni politiche tra candidature a segreteria provinciale e Capozzella, che non si sa se è stato silurato o se se n'è andato da solo, ha attivato da solo il siluro per andarsene. Parliamo invece adesso della città di Udine. Perché? Perché la città di Udine chiede risposte rispetto a tanti fatti che abbiamo raccontato in settimana, che riguardano la sicurezza. Siamo stati in via Marsala, negozi che hanno chiuso, c'è chi dice per calo di affari dovuto anche alla vicinanza di grandi supermercati, chi sostiene invece che c'è un problema di sicurezza. Noi siamo andati con i nostri occhi a dare un'occhiata, così come abbiamo fatto anche stamattina con Omar Costantini. Di certo via Calatafimi, lì vicino, l'ex Safau, non favorisce una situazione di tranquillità da quelle parti, per cui forse la verità sta nel mezzo. Bosello, poi abbiamo fatto vedere anche che per esempio sono delle telecamere che dovrebbero controllare, che sono state chiuse con del cellophane, con dei sacchi della spazzatura, quindi insomma c'è qualcosa che non va da quelle parti. Questo è poco ma è sicuro. Diciamo che parecchie volte che sono venuto qui il tema che abbiamo affrontato è stato questo. Allora, per quel che riguarda il commercio, l'ho detto, l'ho ridetto e l'ho stradetto. Non è un problema di Udine, è un problema di tutte le città. Si è sbagliata una politica a livello nazionale per quanto riguarda il commercio, non si è stati in grado di contingentare i grandi outlet, i grandi centri commerciali, e il risultato finale è questo. È inevitabile che qualsiasi soggetto che voglia andare a fare degli acquisti preferisce andare in un grande centro commerciale dove trova il parcheggio comodo, gratuito, la comodità e un'offerta variegata e immediata. Cioè, di fronte a questo, recuperare una situazione del genere con tutta la buona volontà e anche mettendo a disposizione delle economie, sia il comune e magari anche la regione, sarà molto difficile recuperare una situazione del genere. Se poi si aggiunge il concetto che le città, per fortuna Udine rispetto ad altre è, non dico un'isola felice, è problematica ma non ha i grandi problemi delle grandi città, aggiungi anche questo fattore, è evidente che si va in sofferenza ed è come intervenire. L'abbiamo detto, ridetto, certo ci vogliono le telecamere, certo ci vuole l'esercito, come tra l'altro c'è già in strada, ci vuole maggiore forze di polizia, ci vogliono maggiori carceri, ci vuole secondo me il pugno duro, come ho detto ripetutamente, ma non perché sono per la violenza e per togliere i diritti alla gente di rubare, perché alla fine è diventato un diritto rubare in questo paese. Sergo, chiaramente il problema non riguarda soltanto le zone periferiche o quelle abbandonate e dismesse, perché poi abbiamo dimostrato e vi abbiamo fatto vedere, seguendo praticamente in tempo reale un'operazione di deposito droga, di ritiro e di carabinieri che per fortuna in quel caso sono intervenuti immediatamente recuperando lo stupefacente e mettendosi sulle tracce di chi era andato a ritirare una consegna fatta precedentemente, che abbiamo documentato con i nostri video, con segnalazioni che arrivano, in questo caso via Ciconi, quindi non parliamo di zone periferiche, ma siamo praticamente intorno sul ring del centro. Ma al di là di quello rimaniamo un attimo sulle zone dismesse, Sergio, perché ce ne sono tante purtroppo, tra vecchie caserme, casolari abbandonati, zone industriali dismesse ormai da decenni, che diventano un ricettacolo di personaggi che vanno lì a far tutto tranne che a fare un picnic in questi giardini, oppure semplicemente a trovare riparo, perché se fosse solo quello, ma si fa altro, come nell'ex edificio dell'ASL, per rimanere un attimo in tema di via Ciconi. In zona. Certo, no, ma c'è anche il tema, voi avete citato la Bertoli Safau prima, perché è vicina, no, all'ospedale Gervasuta, quindi vicino a via Marsala, però
c'è la zona di Via Butrio dove lì ci sono edifici di rete ferroviaria italiana, ci sono altre caserme. Ha ripulito sì, dopo il lavoro ferroviario sì. quello di Via della Cernaia. Sì, ma ci sono stati anche interventi delle forze dell'ordine lì dopo che ovviamente c'erano state molte segnalazioni di persone che andavano lì a bivaccare, a fare altri tipi di operazioni, come diceva lei, non certo picnic all'interno di queste strutture, per cui è un problema. Però almeno fare un picnic lì non so quando sarebbe interessante, però igienico. Meglio quello che fare no, certo, però è un problema generale, è un problema di beni pubblici, spesso e volentieri, perché stiamo parlando di beni pubblici e quindi per riqualificarli ci vogliono soldi, siamo sempre lì. Ora, è chiaro che diciamo, l'idea che abbiamo avuto anche noi come Movimento 5 Stelle era quello di, anche con il superbonus, no? L'idea, diciamo, principe era quella di riqualificare l'esistente. Quindi fare in modo che queste aree dismesse potessero anche riavere una nuova vita. Si è parlato anche delle case ATER. Quante case ATER anche a Udine sono state riqualificate con il superbonus o con gli edifici? Il nuovo insediamento, quello lì sull'ex caserma. Sì, adesso i 76 posti, esattamente. Sì, questo è l'housing sociale, no? Anche con un'architettura che si è evoluta nel tempo, non abbiamo più quei casermoni. Per fortuna, certamente sì, ma poi... ma abbiamo delle case che sono, direi, anche molto più che dignitose e che speriamo poi vengano mantenute bene da chi le avrà ma hanno anche diciamo, un determinato valore, un determinato costo. Poi è chiaro che questo aiuta anche a rendere, diciamo, migliore anche la vita delle persone che ci vanno dentro, che non vivono più in situazioni di disagio così come succede in altri edifici ancora da riqualificare. Quindi è ovvio che l'idea nostra sarebbe quella di riqualificarli tutti, solo che a Udine ci sono delle situazioni che definire imbarazzanti è poco, perché si parla di decine d'anni che la Bertoli sa fare in quelle condizioni, di decine d'anni che l'altra diciamo, zona che ha interessato sempre questo tipo di insediamenti, quella dietro il centro commerciale Terminal Nord, per dire, no? Che dovrebbe diventare un parco urbano anche quella, c'è stata una prima riqualificazione, qualcuno ci vorrebbe fare il palazzetto dello sport. Ben venga qualsiasi idea, basta che abbia un minimo di senso, però sul discorso del commercio adesso ci andiamo non posso... sul commercio, perché vedremo anche cosa ha detto Venanzi rispondendo a quello dello studio. Sì. Vabbè, se ascoltiamolo prima, poi dopo certo, lo avrete forse anche già ascoltato, visto che la nostra emittente è molto seguita anche da voi, no? Mi pare di poter dire questo. Scherzi a parte, dicevo, sul commercio vediamo dopo, e per quanto riguarda invece la sicurezza e la riqualificazione e rigenerazione di alcune aree, il sindaco per esempio ha detto ci pensi la regione, facendo riferimento proprio all'ex Safao, la regione che ha un bilancio importante, perché parliamo dell'ultima finanziaria, più di 6 miliardi, si fa fatica a pensare che non possano trovare qualche milione di euro, ce ne vogliono parecchi per carità, però insomma che non si possa programmare un investimento per riqualificare alcune aree di Udine dove indubbiamente il comune da solo non ce la può fare. Sì, si tratta, secondo me, da quello che ho potuto vedere in questi 7-8 anni che c'è un'amministrazione di centrodestra, mi pare che abbia partecipato economicamente ad aiutare tutti i comuni della regione, secondo me anche abbastanza in maniera equa. Ma se De Toni vuole che la regione intervenga, deve per prima il comune avere idee chiare su come deve essere utilizzato un territorio, cioè devi avere un minimo di progettazione, un preliminare da mettere a disposizione, e poi c'è la concertazione, vai a giocartela come tutti gli altri comuni in base a dei progetti che reggano, che stiano in piedi e magari abbiano un po' di compartecipazione. Quindi non mi pare che ci sia da parte della regione una volontà politica di non aiutare le comunità, soprattutto quelle più grandi. Quindi si tratta semplicemente di creare un momento di dialogo in questo senso.
Senta Sergo, sì, però in attesa insomma che ci siano progetti e che, perché i soldi ci sono. No, tante volte i progetti dovrebbero esserci. Fare anche se sei proprietario del bene, però ci vogliono tanti, ci vuole tempo a fare i progetti, questo lo sappiamo. Forse ci vuole più tempo a fare i progetti, anzi sicuramente, che a ottenere i soldi in questo momento. Perché di soldi, come detto, forse ce ne sono, ma non vogliamo andare oltre fino a un certo punto, però ci sono, dai, insomma, se non si fa adesso con il bilancio così, ma non è mio compito dire questo. Però se intanto si cominciasse a bonificare alcune zone, cioè progetti a parte, cominciamo a buttare a terra, a demolire quelle situazioni in cui si creano sacche di illegalità, perché magari è più difficile in un campo sconfinato creare depositi per droga, bivacchi per consumo di droga, per spaccio e non solo. Finché lasciamo questi casermoni alla mercé di tutti, lì dentro non sappiamo quello che succede. Insomma, in attesa dei progetti, chissà, forse un'opera di bonifica con demolizione di quello che non serve più e che è vecchio e che comunque andrebbe demolito qualora dovessero arrivare dei progetti di riqualificazione, forse potrebbe essere una soluzione per dare intanto una ripulita. Ma ci sono anche bonifiche da fare per i terreni, non solo per dismettere gli attuali edifici, cioè in certe situazioni è difficile intervenire e servono tanti soldi anche perché bisogna ripristinare quello che c'era prima di insediamenti industriali nati centinaia di anni fa e che hanno fatto e lasciato una certa impronta, quindi sicuramente bisogna intervenire sulle bonifiche. Si parlava prima appunto della zona Terminal Nord, io mi ricordo era tipo il 2017, noi avevamo fatto un video dove c'era scritto la città cresce bene, no? Che c'era tutta diciamo un perimetro con queste scritte per dire che lì si sarebbe fatto chissà cosa, non si è fatto nulla e purtroppo si perde tantissimo tempo in questi casi. Io ricordo comunque anche situazioni positive in cui c'è stata una riqualificazione, perché dietro via Cividale c'erano le caserme. Chiaramente adesso si è pensato di intervenire con i soldi anche del PNRR, ma anche fondi che erano stati messi in precedenza, quindi non è una questione di destra o sinistra, i fondi quando arrivano, l'importante poi è utilizzarli bene e fare in modo che servono ai nostri cittadini, servono alle nostre città per poter essere sempre più attrattive. Quello che diceva ovviamente è condivisibilissimo, cioè bisogna evitare che poi questi diciamo, quartieri abbandonati siano diciamo, usati da altre persone per altri motivi, ma questo dovrebbe essere dappertutto così. Trieste. Il problema dei silos di Trieste che vanno ovviamente sempre occupati dai migranti che poi bisogna intervenire per svuotarli, cercare una sistemazione a queste persone eccetera, è un problema fermo lì. Come dicevo, e che purtroppo alcune zone, alcune aree dismesse sono molto vicine a zone densamente popolate. Ma secondo me sa qual è il problema, che si stanno spopolando, almeno dal punto di vista delle attività, dell'economia, perché si stanno svuotando delle strade, di negozi, ristoranti, bar. Prima lei citava via Marsala, no? È ovvio che via Marsala è una di quelle vittime di cui si parlava prima. Nel momento in cui tu fai il centro commerciale Bennett a Pradamano, in viale Palmanova hai costruito Panorama, Lidl, io faccio nomi e cognomi, cioè voglio dire non è un problema perché intanto ci sono talmente tutti che non è un problema di pubblicità. Questo può valere per i negozi, ma se chiudono bar, pizzeria e un'osteria non ha la concorrenza del centro commerciale, lì c'è altro. C'è un problema di vabbè, ma non si può panini a 5 euro, è chiaro che la gente non va più a mangiare ristoranti e pizzerie, no? McDonald's vanno i ragazzini che non vanno a mangiare certo all'osteria, al locale storico, quindi il problema è secondo me da affrontare duplice modo, cioè c'è la parte sicurezza. Io sono trasciante su questa roba, che mi prendo la responsabilità di quello che dico. Ci sono? Io sono un ammiratore, proprio un fans del presidente dell'El Salvador. In 3 anni ha sistemato il paese che era completamente in mano alle gang. Le modalità però non sono modalità è il Cecot, che è un bellissimo carcere dove vanno lì in mutandine e canottiera e quando entrano non escono più.
perché abbiamo bisogno in questo paese che a mali estremi ci siano estremi rimedi. Tutti i discorsi che stiamo facendo rimangono discorsi. Se invece si comincia a far capire che chi non rispetta la legge e crea dei seri problemi alle comunità, va in galera e non esce più, punto. Basta con i diritti di Caino, perché noi dobbiamo difendere Abele. Ok, allora andiamo un attimo in pubblicità e poi continuiamo con il commercio, oppure se vuole replicare No, ma faremo dopo la pubblicità. Stavo cercando di fare un ragionamento, ma siccome riguarda il commercio posso farlo dopo, non c'è problema. Va bene, allora andiamo in pubblicità. Eccoci qui di nuovo in diretta. Allora, prima di continuare il dibattito in studio con i nostri ospiti, andiamo ad effettuare un altro collegamento esterno perché siamo in Slovenia con Omar Costantini che è andato a verificare un po' intanto il prezzo del carburante al distributore sloveno e la situazione che c'è in questo momento, perché veniva segnalata una coda lunghissima in alcuni punti con molti automobilisti italiani che evidentemente hanno tentato di fare il pieno e stanno tentando di fare il pieno in Slovenia per evitare le mazzate che stanno arrivando in Italia. Omar. Sì, allora prendiamo la linea dal distributore OMV di Vipolze, siamo a pochi metri dal confine con il comune di San Floriano del Collio, siamo in territorio provinciale di Gorizia, dunque siamo sulla Gorisca Brda, dove un'ora fa c'era stata segnalata almeno una ventina di minuti di attesa, però essendo che il gasolio sta un po' scarseggiando, perché qui non c'è tanto diciamo di rifornimento di benzina ma più che altro di gasolio, ecco, allora spostiamoci Giancarlo prima che ti tirino sotto, eccoci qua, allora dicevo più che altro qui la necessità del gasolio e dunque di conseguenza chi fa benzina sta un attimo e va via, però ci raccontava l'addetta al distributore che insomma ha avuto parecchia difficoltà stamattina anche perché chiaramente in assenza di gasolio molti si sono lamentati, hanno cominciato a protestare e giustamente anche lei ha detto sì signori un po' di calma e gesso come dovrebbe da dire. Adesso la situazione è più tranquilla perché siamo probabilmente anche nel passaggio tra l'ora di pranzo, le attese si aggirano intorno ai 3-4 minuti, un po' come mi è capitato ieri a me perché mi rifornisco qui come benzina. Allora vediamo un attimo se riusciamo a sentire un po' di persone anche per capire e poi sentiremo anche che cortesemente ci hanno dato l'ok. Allora vediamo molta gente che sta arrivando. Buongiorno, da dove arriva di bello? Da Pordenone. Da Pordenone, sì. Sono qua per fare gasolio? Sì, no, avevo da fare a Udine. Chiaramente ha fatto i calcoli e i conti tornano, viene da dire. Non ho fatto i calcoli, sono stato qua vicino e per quello sono venuto. Certo. È la prima volta che... Bravi Slovenia, bravo. Per adesso reggono il passo, come si dice. Sì, bravissimi. Chiaro. Allora la lasciamo fare tranquillamente il rifornimento. Allora tu mi avevi chiesto quant'è il gasolio. Allora, siamo al diesel, siamo a 1,52 € per quanto riguarda il diesel normale, la 95 come ieri 1,46, il diesel quello più carico è quello da 100 ottani, siamo a 1,71, mentre la 100 ottani come benzina siamo a 1.770. Ecco, allora vediamo qua la signora, buongiorno. Allora, da dove arriva di bello? Udine. Qua vicino comunque? Sì. Conosceva già questo distributore? Sì, certo. Ecco, comunque quando diciamo la benzina, il gasolio si impenna, arriva subito qua. Assolutamente sì. I calcoli li ha fatti e torna insomma. Sì, ma non ho fatto grandi calcoli, ma sicuramente con i prezzi di adesso non c'è dubbio. Poi sì. magari si approfitta anche per fare un po' di shopping. Sì, o comunque insomma qualche bel locale in giro. Sì. Tra l'altro questa è anche una bella zona perché siamo a cavallo, no? Sì, esatto. Grazie per la sua disponibilità. Allora, torniamo ad attraversare, vediamo qua, andiamo proprio in mezzo, vediamo se la signora prima ci aveva detto
che ci diceva qualcosa, poi Pez ti ripasso la linea perché ci sposteremo in quel di Dobrovo, alla concorrenza. Buongiorno, allora, ci ha detto stamattina fuoco e fiamme. E come sapete che io parlo italiano? Perché lei non si ricorda, ma io ieri ero qua a fare... Non mi ricordo con tanta la gente, sì. Mi dica. Allora, dicevo, stamattina veramente fuoco e fiamme. Non solo stamattina, già da una settimana è così, visto i prezzi eccessivamente sollevati in Italia. E allora la gente, poca gente fortunata che vive qua vicino può pure permettersi di venire qua a usufruire del nostro gasolio. Ecco, tutto possiamo qua. dire che tanto questo è un distributore anche frequentato comunque anche da transfrontalieri, perché è anche pratico e fuori zona. 90% no? Solo loro, sì, sloveni pochissimi. Sì. Soprattutto dalla provincia anche di Udine, non vengono. Sì, no, Udine in poi, sì, Mosa, qua, questa zona sono tutti clienti fissi di tutti i giorni. Bene. Allora, buon lavoro, grazie ancora. Grazie. Cosa doveva dire? Na zdravje, cosa doveva dire? Na svidenje. Na svidenje. Ecco. In srečno. Allora, nel primo na zdravljeno isgneccio, se dico strecno, di non dire parolacce perché non sa mai l'inca. È tutto per il momento da Vipolze, ti ripassiamo la linea, ci spostiamo 10 minuti, siamo a Dobrovo, per la precisione località Stalon, per fare un altro blitz per quanto riguarda la situazione dei carburanti e dei rifornimenti dopo l'impennata del gasolio in Italia. Non fare il cascamorto, Omar, mi raccomando, fai il bravo. Allora, proseguiamo qui, poi torneremo con Omar Costantini, che ci regala anche parentesi che ci fanno anche sorridere un po' e serve anche in questi casi, visto per il carburante, le mazzate che abbiamo qui in Italia. È giusto definirle così, o no, Bosello? È una mazzata. Speriamo che il governo, io mi auguro che il governo prenda i provvedimenti del caso. Che ci sia una speculazione in corso mi pare abbastanza evidente, è altrettanto evidente che in un momento come questo il governo, mi auguro, che lavori sulle accise e toglie le accise. Dopodiché però ogni volta che succede questo, che c'è una guerra, bisogna, evidente, l'altra volta è stata con l'Ucraina, stavolta è con l'Iran, bisogna che in qualche modo ci sia la capacità con le compagnie petrolifere di sgamarle una volta per tutte, perché ho come l'impressione che la facciano sempre franca. La Meloni ha detto che interverrà e verranno tassati gli extra profitti. Io credo che poi tutto andrà, come è successo nel passato, in cavalleria. Quindi qui ci vuole il pugno duro da parte del governo, è evidente. Perché Servo sta controllando il prezzo di fatto è una truffa questa è una truffa. Dove va? Stavo vedendo qua in giro a quanto eravamo rispetto a due. Il diesel lì mi sembra 1,4. 1,4, sì, adesso è 2,1, 2,2. Sì. Togliendo lo sconto, insomma, regionale che sarà sui 20 centesimi. Nella nostra provincia, sì. Non c'è tanto sconto. No, per un pieno di 40 litri sono 30 euro. Questo è, quindi è evidente che soprattutto per chi fa tanti chilometri è ovvio che le scene poi sono queste. Per altre famiglie qualcuno inizia a farsi il problema è che più poi di due conti. Insomma. Tutto questo si abbatte sulla concorrenza per le aziende, perché certo, con i trasporti... Inflazione, tutto. Con i trasporti è chiaro che c'è una concorrenza che... Più volte si è parlato di questo, no? Che diventa quasi una concorrenza non sleale di fatto, perché è ovvio che non è così, però c'è uno stesso autotrasportatore. No, però su questo c'è un problema di fondo che poi ci riguarda anche direttamente come regione, no? Perché in questo momento qui paradossalmente sarebbe da fare giusto due calcoli anche per le stesse imprese petrolifere. Se stanno guadagnando di più quelle slovene col prezzo basso che fanno tanti litri di vendita, o se stiamo guadagnando più noi, perché si parla di extra profitti, ma le nostre stanno guadagnando in questo momento se nessuno fa benzina, perché poi ci sarà sempre più gente che rinuncerà a utilizzare l'automobile. Chiaro. In certi casi anche per fortuna, sarebbe solo che ora, perché si accorgeranno che ci si può muovere anche in altri modi. Ma se banalmente tanti inizieranno a usare il trasporto pubblico locale, il treno per andare in altre città,
Cioè, le stesse aziende petrolifere avranno dei danni. E questa è l'assurdità, no? Di lasciare a libero mercato queste decisioni. In Slovenia, se non sbaglio, poi posso essere stato... No? Esatto, cioè è lo Stato che decide. Ma se succedesse una cosa del genere in Italia, si verrebbe accusati direttamente di comunismo, statalismo, perché bisogna lasciare il libero mercato. Poi il libero mercato dà queste conseguenze. Perché è ovvio che noi siamo fortunati che abbiamo la Slovenia vicino e quindi, accise, ma nel resto del paese... Lo Stato dovrebbe tagliare le accise, che forse lì non ci sono. No, ma appunto, ma nel resto del paese, dicevo, non c'è la possibilità di andare in Austria, in Slovenia, no, a fare benzina. Quindi uno è costretto a pagare quei soldi, per quello aumentano evidentemente i prezzi, e lo stesso, diciamo, le compagnie pensano di avere un profitto che sarebbe giusto adesso come lo era 2 anni fa quando c'era la guerra sia in Ucraina che in Israele e Palestina, andare a attaccare persone che in questi momenti hanno dei profitti su disgrazie, perché intanto anche adesso c'è una guerra in corso. Parliamo di commercio? Poi dopo... Torniamo con Marco Santi. Vediamo Venanzi che cosa ha risposto al nostro Alessandro Sursa. Lui è sempre contento. Vediamo se è contento, se era contento anche ieri quando l'abbiamo raggiunto per intervistarlo con il nostro Alessandro Sursa sui temi del commercio, delle chiusure, della perdita. In ogni caso non sarebbe colpa sua, visto che si parla del 2012 in poi, quindi per dire che non è un problema che riguarda, adesso scherzi a parte, non è un problema che riguarda questa amministrazione, questi ultimi anni, questa città, perché è un problema generalizzato e i trend dei numeri dicono che accade un po' la stessa cosa dappertutto. Le edicole che perdono più del 50% non è solo a Udine, i bar e i ristoranti che invece crescono o rimangono stabili non è solo a Udine, e c'è il tema degli alloggi, perché sono aumentate a dismisura le tipologie che vengono etichettate e indicate come altri alloggi, in pratica affittacamere e bed and breakfast. Ma sentiamo cosa dice Venanzi. Udine ha tenuto, dicevo, sufficientemente bene, nel senso che negli ultimi 12 anni ha perso circa il 20% dei negozi, quindi del retail, ma abbiamo per esempio comuni della nostra regione, non ultima Trieste, che ha perso il 34,5%. Risponde così il vice sindaco di Udine Venanzi ai dati espressi dall'Osservatorio Città e Demografia d'Impresa dell'Ufficio Studi Confcommercio, che ha evidenziato il calo dei negozi in centro storico e nelle periferie della città dal 2012 ad oggi. Un calo, 240 attività chiuse, dovuto da tanti fattori, in primis il commercio online che ha messo in ginocchio molte attività, ma non solo. Il costo degli affitti. Il comune non ha grandi strumenti, ci deve essere una maggiore sensibilità da parte dei proprietari degli immobili. Cito una via molto chiaramente per l'immaginario collettivo a Udine, via Vittorio Veneto. Via Vittorio Veneto è una via di negozi. Credo siano occupate il 30, il 35%, adesso ne apriranno 2 nuovi grazie al bando che abbiamo messo in piedi. Le aperture saranno 24, 26 il consolidamento delle realtà esistenti, perché abbiamo voluto puntare anche a dare premialità a chi in questi anni ha resistito. Su alcuni fattori si può intervenire, come per esempio il bando del commercio promosso a dicembre che ha avuto un notevole successo. Su altre questioni invece servirebbe un intervento dello Stato. È chiaro che il tema della rigenerazione e della riqualificazione urbana ha più livelli. Uno, che la maggior parte degli immobili in degrado in città sono privati. Ne cito uno per fare un esempio: c'è un bellissimo immobile a 3 piani in piazza Matteotti, sul quale evidentemente la città vorrebbe, no, che ci fosse una riqualificazione, ma è privato. Mi stai degradando una zona, io comune devo avere lo strumento per poter in maniera sicuramente elegante ma ferma dirti che quella roba lì non va bene per la collettività. Quindi insomma, come si fa? Quali possono essere gli strumenti? Bisogna modificare delle leggi nazionali, ed evidentemente se abbiamo un immobile dove i proprietari sono in giro per il mondo e di quell'immobile non interessa niente, dopo tot tempo in qualche modo bisogna avere gli strumenti per poter intervenire. Infine, finalmente, dopo mesi e mesi di ostacoli burocratici e non, l'ex Contarena avrà una nuova vita entro la fine della primavera.
Via libera da parte nostra ce l'ha, ahimè, da molto tempo. Pensate che il contratto è in essere da giugno 25, però la sovrintendenza gli ha dato chiaramente parere favorevole, indicazioni per andare a fare quelle piccole attività di ristrutturazione, quindi l'auspicio insomma che con la fine della primavera, ecco, prima dell'inizio dell'estate, riapra anche Contarena. Lo stesso vale per l'ex Tonini dove verrà l'ASH, quindi insomma il palazzo comunale si completa. Allora, questo è quello che ha detto Venanzi. Allora, dice che Udine ha tenuto botta rispetto ad altre città, ad altre realtà. Partiamo dal presupposto che è un problema generale. È una magra soddisfazione fare questo tipo di ragionamenti. Cioè, la verità che è trasversale, perché siamo di fronte a una realtà che o viene modificata profondamente con nuove regole, ma è lo Stato a questo punto che deve intervenire. Ma evidentemente in questo momento questo governo, ma anche quelli precedenti, sono distratti da tutt'altri impegni, da tutt'altre cose, ma c'è la necessità di una riforma generale del commercio. I tamponamenti, come sta facendo la Regione, giustamente, come stanno facendo i comuni, in qualche modo fanno l'effetto tampone, ma non vai a risolvere radicalmente il problema. Diceva giustamente Venanzi per l'immobile che non può intervenire in una zona importante e storica della città, ma io che parlo anche della realtà delle Valli di Natisone che frequento, lì ci vuole una legge dello Stato perché i proprietari non ci mettono mano, ma sta cadendo a terra un patrimonio storico importantissimo che è legato alla questione del catasto, alla questione che nessuno ha interesse a restaurare. Di fatto tutto è bloccato, quindi o lo Stato interviene e decide che deve salvare quel patrimonio, oppure diventerà una zona fantasma dove non ci sarà nessun abitante. Cioè, questo paese ha necessità di riforme radicali, di leggi radicali, dove la proprietà privata in certi contesti venga anche messa in discussione. Sergio. In certi contesti? No, sì, in certi contesti va bene, dai. Perché se penso a quello che si dice delle seconde case occupate, poi in certi contesti, no? Evidentemente per aiutare i commercianti non quello che pensa la Salis sicuramente. Appunto, per aiutare i commercianti a far soldi va bene, per aiutare la povera gente che non ha una casa no. Ma ripeto, proprietà privata per me... Mi dispiace che la Salis ti abbia contaminato. No, ho detto che la proprietà privata per me è proprietà privata, lo dovrebbe essere sempre. Io vi faccio solo fare un ragionamento però, perché se noi ci mettiamo anche nei panni del proprietario, che adesso non conosco esattamente l'edificio a cui fa riferimento Venanzi, ma ce ne sono tanti simili in città evidentemente, no? Che deve ristrutturare anche una struttura che magari è stata chiusa per tutto questo decennio, perché difficilmente qualcuno veniva anche in città ad aprire in determinate zone. Una ristrutturazione del genere poi cosa comporta? Che tu devi far pagare un affitto alto per ritrarre delle spese. E allora poi non ti puoi lamentare se l'affitto è alto, come dice lui, perché i proprietari tengono alto l'affitto. È chiaro che ci vogliono a quel punto sì incentivi forti, ma tu gli incentivi li devi dare non solo per aprire le nuove imprese commerciali, quindi nuovi negozi, ma ci servono anche incentivi per ristrutturare il patrimonio. Tant'è che quando noi chiedevamo che il superbonus venisse esteso anche alle attività produttive, lo facevamo per questi motivi qui. Ora, non è questione, è già la seconda volta che nomino il superbonus, perché è quella piccola riforma che si è fatta per riqualificare queste situazioni, no? Che ci faceva andare, piccolissima, che ci faceva andare il PIL al 6%, Graziano. Adesso siamo allo 0,6%, ecco, 10 volte tanto in meno. Miliardi va benissimo, però sono stati messi e si potevano utilizzare anche per queste cose qui. Se tu 240 miliardi di euro, se tu 240 miliardi di euro li spendi per dare i soldi in armi e per dare le armi all'Ucraina per salvarsi, capisci che questi problemi non li risolvi. Quindi sono scelte politiche. Allora io capisco le responsabilità che partono dall'alto, da lontano
lontano, tant'è che si diceva questi 600 negozi che hanno chiuso a Trieste, 300 e passa, tra cui anche la mia attività commerciale, chiusa a Udine dal 2011 in poi, da quando c'è stata l'ultima grande liberalizzazione. Perché l'ho chiusa? Perché a Udine, da quando ho aperto io il negozio nel 2005, mi sono ritrovato con il centro commerciale Città Fiera che è quintuplicato, con il Terminal Nord che non esisteva, è stato aperto 3 anni dopo, con il Bennett che non esisteva, è stato aperto 2 anni dopo, grazie alle liberalizzazioni fatte ancora all'epoca. Io c'avevo un negozio in via Pascolle, quindi pieno centro a Udine. Quindi lei che solo per ragioni di concorrenza, di calo degli affari non si poteva ovviamente più lavorare rispetto anche all'affitto che pagavamo noi, diciamo che già per l'epoca poteva essere importante, ma non entriamo nel personale, era solo per dire che tra quelli c'è anche una testimonianza diretta, il mio, ma perché so di cosa parlo, tant'è che io sono entrato in politica per quel motivo lì. Nel senso che una delle mie prime grandi battaglie, il primo grande voto che poi ho ottenuto con l'unanimità del Consiglio regionale era proprio contro le liberalizzazioni del commercio. Quindi, voglio dire, sono state fatte determinate cose, purtroppo la situazione non si risolve, ma ripeto, se noi lasciamo al libero mercato, queste sono dinamiche del libero mercato, dare soldi per aprire nuove strutture o dire come Venanzi, sì, ma noi dal 2012 abbiamo avuto anche aperture, grazie, ma se tu a Udine fai aprire negozi al Terminal Nord, che è nel comune di Udine, non hai risolto il problema del centro storico, l'hai peggiorato. Certo. Se tu apri quelle grandi strutture di vendita che dicevamo prima lungo Viale Palmanova, tu il centro storico l'hai distrutto, non l'hai aiutato. E allora è ovvio che devi fare scelte politiche mirate, come magari adesso anche l'ultimo bando, vedremo gli effetti che produrrà, in cui tu devi decidere quali zone incentivare, perché non puoi ovviamente spendere soldi dappertutto, perché sennò poi torniamo punto a capo, che non risolvi il problema, ma lo acuisci. È d'accordo lei? No, vabbè, assolutamente, come fai a non essere d'accordo? La strada non può che essere questa non è di destra o di sinistra, è logica questa, è ragionamento. Un attimo sentiamo anche cosa ha detto Federica sul tema del commercio. Prima però vi do una notizia che pubblica l'ANSA pochi minuti fa della morte dell'ex assessore Kosic, assessore regionale, che all'età di 76 anni ieri è morto. Vladimir Kosic è stato assessore alla salute e alle politiche sociali dal 2008 al 2011 nella seconda giunta Tondo ed era anche presidente della consulta regionale per i disabili, essendo lui stesso costretto sulla sedia a rotelle. Con la scomparsa di Vladimir Kosic, il Friuli Venezia Giulia perde una persona che ha saputo interpretare impegno pubblico con grande competenza, determinazione e senso delle istituzioni, quello che ha dichiarato il presidente Federica per ricordare l'ex assessore scomparso ieri all'età di 76 anni. E proprio su Federica rimaniamo adesso per parlare invece di altro, perché anche lui è stato un po' imbeccato sul tema del commercio. Sentiamo cosa ha risposto. Nella stessa risposta poi ci sarà un passaggio anche sul tagliamento, ma a noi interessa in questo momento la parte sul commercio, perché ne stiamo parlando anche con i nostri ospiti in studio. I dati di Confcommercio hanno investito l'intera regione Friuli Venezia Giulia come un pugno che pone di fronte a sfide importantissime in questo contesto. A Udine 163 negozi chiusi dal 2012 a oggi, a Trieste in media un negozio chiuso a settimana. Il presidente Federica illustra come l'amministrazione stia cercando di invertire questa tendenza preoccupante. Ma in realtà questo ovviamente è una criticità dovuta a situazioni pluriennali e a una modifica, purtroppo devo dire, degli assetti commerciali a livello globale, non soltanto locale. Dall'altro però il negozio di vicinato è fondamentale non soltanto per l'attività commerciale in sé, ma anche per quel ruolo sociale che svolge. Non a caso noi le misure che abbiamo messo in campo proprio con l'assessore Bini, con la sua delega al commercio, sono mirate a incentivare e supportare dal punto di vista economico e non solo tutto il commercio al dettaglio e l'attività di vicinato. Abbiamo iniziato da qualche anno, i primi frutti li stiamo vedendo, ma noi puntiamo sul medio e lungo termine con la consapevolezza che siamo di fronte a un mondo che è radicalmente cambiato. Basti pensare che una volta il grande competitor era la grande distribuzione, oggi i grandi competitor sono in realtà la vendita online,
cambiato il mondo, però noi su questo dobbiamo ovviamente cercare di supportare le nostre realtà e lo stiamo facendo concretamente. Con il presidente della regione abbiamo poi parlato del caso legato al tagliamento con il sindaco di Latisana, Sette, che ha acuito le tensioni tra le diverse comunità, andando a mettere in discussione il parere dell'esperto Rinaldo. La priorità per la questione è comunque una sola: la sicurezza dei cittadini. Noi andiamo avanti con i tempi previsti, tutti gli studi vanno bene, tutti i miglioramenti che si possono fare vanno bene, ma i tempi devono essere garantiti, perché siamo di fronte a una situazione nella quale dobbiamo sicuramente preservare il fiume, ma dobbiamo preservare le persone. E quindi non è un fattore preservare le persone diciamo secondario, e quindi noi vogliamo mantenere i tempi e fare gli interventi necessari per mettere in sicurezza l'area, e ovviamente principalmente l'area di Latisana, che è quella più a rischio, ma non solo, e quindi il meno impattanti possibili ma i più efficaci possibili. Quindi la cosa che io ho chiesto anche all'assessore è che i tempi siano garantiti. Allora, i tempi garantiti sì, sarebbe una cosa opportuna, visto che si va avanti ormai da tempo, e puntualmente quando sembra essere arrivati a un punto di, non di accordo perché c'è sempre disaccordo, ma a un punto da cui partire, torna tutto in discussione, come è successo di recente. Se arrivano i Nobel... Allora, sul tema, adesso andiamo anche su questo, sul tema del commercio direi che abbiamo detto un po' tutto. Federica ha aggiunto, non ha potuto aggiungere altro, perché il tema è, come detto, è un tema che non riguarda solo uno specifico comune, una specifica regione, ma è un tema generale, quindi va affrontato in maniera molto più completa e complessiva rispetto alle cose che si possono fare localmente. E allora, però, visto che Bosello tra un po' si candida a segretario provinciale della Lega, si ricandida, ha a che fare anche con questioni della provincia, e il tagliamento investe anche alcune località che sono in provincia di Udine, parliamo anche di questo con Bosello e con Sergo. Il tagliamento, abbiamo sentito le ultime dichiarazioni di Federica, i tempi devono essere certi e possibilmente rispettati, al momento non è così. Lei diceva se arrivano i Nobel. Io ero rimasto che si era fatta un accordo che i comuni adiacenti all'asta del tagliamento hanno espresso, ogni comune un loro rappresentante, un tecnico, hanno fatto un tavolo, sul tavolo c'erano alcune proposte, la traversa di Dignano, Maumai è venuto fuori con il discorso delle casse di espansione, 60 anni di progettazioni di ogni genere, studi di ogni tipo di università, fanno la quarta commissione la settimana scorsa, sta settimana qua, arriva Rinaldo e come Barta gli dice è tutto sbagliato, tutto da rifare. Cioè, io da cittadino più che da politico sono rimasto abbastanza perplesso rispetto a quello che ha detto l'esperto, il grande esperto. Io credo che abbia detto anche un'altra cosa importante, che il meteo è cambiato ed è estremamente pericoloso. Sono raddoppiate le precipitazioni, quindi il tagliamento che non è che sta a guardare i tempi della burocrazia degli studi universitari e dei ragionamenti all'interno delle strutture politiche. Il tagliamento quando parte. Io ho vissuto a Lignano e ho fatto più di qualche notte sul tagliamento e l'abbiamo scampata bella negli ultimi 20 anni molte volte, perché io mi ricordo di Montane con sciroccate micidiali dove il mare non riceveva e per poco ci siamo salvati. Quindi siamo a grave rischio, bisogna accelerare i tempi, ma nel contempo io credo, ma non sono un tecnico, quello che è stato studiato e alcune proposte già metterle in atto nella coerenza di quello che verrà poi pensato nel futuro, ma rimanere fermi aspettando che venga fatto un progetto complessivo, un po' come la bonifica che poi deve essere smesse, insomma, cominciamo a ripulire attenzione, progetto complessivo che poi deve essere approvato, deve passare tutti i meccanismi della burocrazia, autorità di bacino e quant'altro, e poi bisogna trovare i fondi, tanti grandi fondi. Corriamo il rischio che il tagliamento si rompa i coglioni, fa una bella
capite che siamo... Speriamo cioè, di no. secondo me vanno accelerati i tempi. Se ne parla ovviamente anche da quando lei era consigliere regionale, no? No, come ha lasciato? Anche prima. Sì, ma quando c'era lei, che situazione aveva lasciato? Quando c'era lei e come è cambiata l'idea rispetto a quello che c'era? Quando c'ero io... All'epoca, poi non è tanti anni fa, ma cosa quando si c'ero diceva? io, quindi fino a 3 anni fa, si parlava ancora di traversa di Pinzano. Poi siamo arrivati nel 2024 a spostare la traversa un po' più giù e a fare la traversa di Dignano e di Madrisio, di cui nessuno parla, no? Perché Madrisio è da Avarmo, quindi 2 traverse. La traversa di Dignano, secondo l'autorità di bacino, doveva costare 40 milioni, 30-40 milioni. 30 milioni. Diciamo 40 con l'inflazione. È arrivata la delibera 530-2024 della Regione dell'11 aprile in cui si è deciso che quell'opera si doveva far costare 200 milioni. Allora, se i tecnici sono quelli dei 200 milioni, evidentemente quelli da 40 non li possiamo chiamare neanche più tecnici, perché qualche problema abbiamo anche solo nella definizione di queste cose, no? Perché io capisco l'inflazione, capisco le guerre, capisco tutto, ma non mi pare che neanche la benzina è aumentata di 5 volte, no? in tempi di guerra come in questi giorni. Allora, è chiaro che ci sono delle grosse responsabilità in tutto questo. È chiaro che si dice sì, facciamo in fretta, però Graziano, se noi avessimo dato retta a chi 2 anni fa ci diceva di fare un'opera da 200 milioni e poi, come dici tu, arriva il premio Nobel e ti dice che quell'opera non vale niente, cioè, e capisci che noi abbiamo speso 200 milioni, tra virgolette, per niente. Il problema è capire, e qui concordo e ho sempre detto che noi siamo i primi a essere preoccupati per le popolazioni della bassa, anche se narrativa vuole che noi, non volendo le opere a monte, no, pretendiamo che il tagliamento distrugga tutta a valle. Non è così. Ci sono sempre state delle possibili soluzioni, studiate anche da ingegneri. C'è ad esempio uno studio su un aspetto su cui è intervenuto anche il dottor Rinaldo, dove si dice che alla foce del tagliamento, cioè prima della foce del tagliamento, si può dividere il percorso, no, di un'eventuale piena, una parte verso la Tisana e Lignano, una parte verso Bibione sostanzialmente, no? San Michele al tagliamento. Si sono fatti studi anche qua per capire... Il Cavrato, sì. Ma vogliono ridurre la portata del Cavrato. Bravo. Ma si sono fatti studi anche qua per definire quella che doveva essere la portata da una parte o dall'altra, quella che la Tisana poteva sostenere e evidentemente anche Bibione potesse sostenere, e nel 2012 è stato commissionato uno studio dalla Regione Veneto dove diceva noi tranquillamente possiamo far passare 2200 metri cubi al secondo sul Cavrato. Un anno dopo, no, rivoluzione. Perché? Perché va a intaccare gli interessi delle attività che hanno loro, alberghiere e quant'altro, tant'è che adesso a Bibione Pineta sta crescendo un nuovo albergo, no? Grande come una casa, perché evidentemente se nessuno porta l'acqua lì faranno quello che vorranno. Allora ci sono tante cose da dire. Io ho solo una perplessità rispetto al dibattito che c'è stato anche settimana scorsa, quando si è detto, da una parte, noi dobbiamo aspettare i nuovi calcoli, no, per decidere quale potrebbe essere, perché poi sempre potrebbe essere la piena che si affaccerà prima o poi anche sulla Tisana, e quindi cercare quali sono le opere per risolvere o per mitigare gli impatti. No? Ecco, quindi qualcosa dobbiamo ricalcolare. Però dall'altra parte si è detto andiamo avanti con il ponte stradale, tant'è che adesso c'è l'approvazione dell'opera e si andrà all'appalto. Allora io mi chiedo, l'appalto è il progetto del ponte stradale, tiene conto di quello che ha detto il dottor Rinaldo oppure no? O ci troveremo anche lì con un'opera fatta che rischierà di fare quello che ha fatto il ponte ferroviario 60 anni fa, ovvero essere d'ostruzione
d'ostruzione della piena e poi provocare l'allagamento di Latisana. Perché poi mi pare che ci sia chi mette in discussione. No, anche quella, certo, sì, perché si vuole andare avanti lo stesso, addirittura si dice andiamo avanti anche sulle opere. La preoccupazione che ha espresso il sindaco Sette, certo. Io l'ho fatta mia perché qui si sta davvero scherzando col fuoco. Evidentemente tutte le valutazioni, i ragionamenti ormai si sono trascinati oltre e il pericolo c'è e l'ha dimostrato Versa. Tutti quanti chi avrebbe pensato che a Versa fosse successa una cosa del genere è successa e si corre il rischio che succeda ancora. Di sghiaiamento non se ne parla, di interventi anche di manutenzione siamo sempre abbastanza fermi, quindi credo che ci debba essere da parte della classe politica tutta una riflessione e magari con l'intervento anche qui di finanziamenti. Col PNRR secondo me si è sbagliata una cosa, è stato disperso in troppi rivoli. Secondo me dovevano essere presi i punti focali nel paese dove c'erano problematiche che da troppi anni... Allora, abbiamo ancora qualche minuto. Chiudo. Fare delle opere che definitivamente chiudevano una partita. E invece tutti questi 200 e passa miliardi sono stati dispersi. Graziano, scusi, 10 secondi. Il ponte, l'innalzamento del ponte di Latisana per evitare che faccia l'ostruzione della piena è stato deliberato 9 anni fa. Ok, dobbiamo chiudere. Allora, quindi ricandidato provinciale con Valent? È ufficiale che si è candidato, anche il sindaco di San Daniele. Quando ci saranno le... Il 29 di marzo? Domenica delle Palme. Bene, settimana prima di Pasqua dunque. Bene. Sì. E quindi vedremo come andrà a finire questo scontro interno. Sarà divertente. Sarà divertente. Già la dice tutto, insomma, questa frase. Invece lì nei 5 Stelle è stato democratico il confronto con Capozzella, cioè è stato sidurato o si è sidurato da solo? Perché poi leggiamo anche sui giornali da una parte vado via, dall'altro è stato mandato via. Infatti se n'è andato perché nessuno l'ha mandato via. È chiaro che nel momento in cui c'è da ridiscutere anche la mia posizione, perché io stesso subirò, tra virgolette, lo stesso processo democratico che avrebbe subito lui, ovvero quello di chiedere ai nostri iscritti se può andare bene o male l'indicazione che poi viene data dal coordinatore regionale sulle singole persone. Quindi sarebbero stati gli iscritti a dire se volevano ancora evidentemente anche Mauro Capozzello o se andava bene cambiarlo con qualcun altro. Lui, per evitare quella che sicuramente pensa e magari sa già essere una bocciatura da parte degli stessi iscritti al movimento, ha deciso di andarsene prima. Avremo modo di approfondire queste cose che io non farò, perché non ho paura delle bocciature, perché a 73 anni, anche se mi bocciano, sono un uomo sereno e felice. No, però in ogni caso non preluderebbe continuare un'attività su questa cosa qui del partito, insomma, non è, o no? Ma farò il militante come facevo prima. Ma sa qual è la grande differenza? A parte presentarsi al voto, no? Come farà anche Graziano Bosello fra poco, però la grande differenza qual è? Che anche nel caso di una bocciatura lui rimarrà nella Lega, io sono sicuro di questo. Sì, questo sì. Allora, ci fermiamo qui. Anche all'1%. Ci fermiamo qui con voi, allora, per darvi anche la possibilità di uscire dallo studio velocemente.